Sono Caterina e sono l'host del Rifugio Lindal insieme a Grazia. L'Ulindale è un rifugio di montagna dove abbiamo un ristorante, delle camere, una caffetteria e un giardinetto con degli sdraio per ospitare le persone che vengono a passare del tempo qui in montagna da noi. L'Ulindale vuol dire la soglia, il passaggio, ed è diciamo proprio una strettoia che poi si apre e ti porta nell'alta valle per arrivare poi sull'altopiano della Gardetta o sulla Rocca della Meia. Sono arrivata qui al rifugio per gioco, per cambiare lavoro, e invece poi mi sono fermata perché mi sono innamorata di questo posto, mi sono innamorata del cielo indaco, delle montagne, cioè di questo contatto continuo e diretto con la natura che vivendo a Torino non avevo, diciamo, mai provato così, e mi sono resa conto che esiste la possibilità di vivere anche in questo modo. Inizialmente volevamo costruire, progettare, in realtà poi abbiamo capito che ci piaceva più questo divenire. Incontrando le cose che ci appartengono abbiamo arredato questa nostra casa, che poi è la nostra casa perché ci passiamo quasi 6 mesi all'anno, e quindi diciamo che siamo anche contenti adesso di vedere che ci siamo proprio dei pezzi di noi qui dentro. Quindi ci sono poi tutta la parte legata ai nostri hobby, che sono, io e Grazia siamo due artigiane, e Grazia si occupa di fibre naturali, io di ceramica, e ci sono all'interno del rifugio gli addobbi, le stoffe, le tende, piuttosto che i piatti e le ceramiche che sono fatte da noi, quindi è proprio un palco che abbiamo dove possiamo esprimere queste nostre passioni. L'Ulindal per noi è anche il passaggio e l'apertura verso mondi culinari diversi. Quest'anno in cucina abbiamo una chef giovane, molto brava, che si chiama Caterina, come me. Abbiamo una piccola rassegna in cui appunto la cucina della tradizione si incontrerà con la Francia, il Giappone e via dicendo, con la cucina asiatica, ed è uno stimolo anche a star qua e crescere. Il nostro sogno è quello di proporre dei workshop di ceramica, di cucina e anche di cucito. Qui c'è un'energia che si presta a passare del tempo ed è un'energia legata proprio all'acqua, al verde delle piante, alla natura, e l'idea di poter lavorare la terra piuttosto che cucire o cucinare. Penso che qui chi fa un workshop di artigianato che è legato qualsiasi, anche solo andare a raccogliere le erbe, è davvero immerso in quello che sta facendo, e questo è un po' il sogno che abbiamo. Quello di condividere con le persone che vogliono fare queste cose questo stato d'animo, questa apertura, questa connessione con la natura.